La crisi finanziaria ha lasciato ferite profonde nella società e ha generato da una parte sfiducia e dall'altra incertezza sul costume radicato del risparmio. Una ricerca sociologica promossa dall'Istituto Rezzara di Vicenza e presentata nell'ambito del 24° simposio sulla vita di relazione nella sede di Confindustria Vicenza fa luce su questi temi per sensibilizzare le famiglie e i giovani ad un uso intelligente degli istituti di credito. Abbiamo attuato una ricerca ed è risultato molto chiaro da parte degli adulti una difficoltà notevole, perché da una parte la sfiducia nelle banche, il 36%, quindi 1 su 3 degli adulti non crede nelle banche, e 1 su 5 dei giovani, il 21%, non crede nelle banche. Allora questa sfiducia, e dall'altra parte la convinzione che il futuro, come il passato, ha bisogno delle banche, l'80%. Allora cosa vuol dire? Che c'è una inquietudine, una sofferenza, non si sa che cosa fare. Questo è il primo dato. Il secondo dato che è emerso in modo evidente è che la crisi bancaria non esclude l'ignoranza enorme che c'è da parte degli adulti e dei giovani, non ne parliamo, proprio sul sistema bancario. Cosa devono fare in questo momento le banche per recuperare la fiducia dei risparmiatori? La fiducia dei risparmiatori si conquista giorno per giorno, con la serietà del rapporto, la correttezza, con l'informativa esatta, più ampia possibile, togliendo ogni dubbio in capo al cliente, in modo tale che chi esce dallo sportello bancario o ha avuto rapporti con la banca abbia chiarezza di cosa è avvenuto, chiarezza di cosa avverrà, ma soprattutto chiarezza che la banca che ha di fronte è una banca che vuole mantenere in ambito di correttezza, di trasparenza tutto ciò che avviene al proprio interno e nei rapporti con i propri clienti. Oggi abbiamo visto in platea anche parecchi giovani. Qual è il messaggio che voi date ai giovani? Bisogna che ci sia formazione, bisogna che ci sia preparazione, in modo che i giovani possano prendere delle decisioni. Quindi anche nel settore, i rapporti con gli istituti, il settore finanziario, bisogna che ci sia una certa formazione. Ed è quello che stiamo facendo noi come Confindustria Vicenza presso i nostri associati. Come sono chiamate ad evolversi le banche dal punto di vista tecnologico? È una evoluzione violenta, rapidissima, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in questi ultimi 10 anni, che non sono stati soltanto 10 anni di crisi, ma sono stati anche 10 anni di evoluzione tecnologica importante. Le banche stanno facendo investimenti enormi in quest'ambito. Diciamo, quando si parla di industria 4.0 bisognerebbe parlare anche di banche 4.0, perché di fatto tra un po' le banche non sono più quelle di prima, sono già diverse da quello che c'era prima. Diciamo che il tentativo è quello di mantenere questa diversità, il posizionamento, e quindi un'offerta che sia diversa banca a banca, senza avere quell'appiattimento che la normativa sta portando.